Professor Di Natale, lei ha aperto un archivio storico dei partiti a Canicattì, ecco perché e quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a questo? Le motivazioni sono che oggi viviamo in una società definita liquida. Liquida nel senso che c'è il rischio che tutto vada perduto, di quello che produciamo e di quello che è stato prodotto nei decenni passati. Pertanto noi a Canicattì abbiamo fondato l'archivio storico dei partiti politici e movimenti sindacali di tutta la provincia di Agrigento, con lo scopo di raccogliere tutto il materiale che si trova depositato nelle famiglie di coloro che sono stati uomini di punta della vita politica italiana a livello nazionale, regionale, provinciale e anche comunale. Tutto quello che loro hanno, facchisimile, lettere di deputati, corrispondenza, discorsi, fotografie. Vogliamo raccogliere tutto questo materiale per consegnarlo alla storia. Pertanto a Canicattì è nata questa istituzione e noi faremo Fondo Democrazia Cristiana, Fondo Partito Socialista, Partito Comunista e altri partiti. Evidentemente man mano noi avremo tra le mani questi documenti, secondo la qualità organizzeremo dei convegni perché vogliamo che ci sia un archivio storico vivo, non qualcosa di mummificato. Ma ci può essere un interesse da parte dei giovani verso questi documenti, secondo lei? Ma io penso che i giovani devono necessariamente interessarsi perché non si può parlare del presente, non si può programmare il futuro senza la memoria. Conoscere il passato significa spiegare quello che noi stiamo vivendo oggi, significa anche programmarsi per il futuro. Oggi a Canicattì abbiamo avuto così una cerimonia molto semplice dove alcuni hanno già consegnato i primi documenti, ad esempio l'onorevole Giovanni Palillo per il Partito Socialista, Libertino Sorce di Favara che ha consegnato i verbali della Democrazia Cristiana a livello provinciale perché lui era un funzionario della Democrazia Cristiana, a livello comunale a Canicattì Nardino Di Stefano ha consegnato il materiale che aveva per quanto riguarda il movimento sociale Destra Nazionale.